Con largo anticipo, la società biancazzurra, bruciando i tempi, ha sottoscritto l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Il presidente Giuseppe Deni e il DG Graziano Strano hanno voluto togliersi immediatamente questa incombenza, per cui adesso tutta l'attenzione è rivolta alla composizione della prossima rosa di calciatori da mettere a disposizione del tecnico Marco Coppa e del suo staff. A proposito, sinora sono stati ufficializzati alcuni giocatori come Alfonso Cipolla, si tratta di una riconferma, poi c'è l'ex Etnea Takayuki Morimoto, attaccante giapponese classe 88, che dovrebbe arrivare tra qualche settimana. Inoltre il fantasista Mauro Veneroso, classe 96, ex San Cataldese, il difensore Ramiro Eceverria, classe 96, la scorsa stagione in forza al Città di Taormina, poi Gabriele Marrale, genovese di nascita, classe 2002, esterno offensivo di ruolo attaccante che giostra anche d'esterno. 5 elementi ai quali si è aggregato in queste ultime ore anche l'attaccante di origine calabrese Alfredo Trombino, un marcantonio dell'area di rigore, la scorsa stagione in forza alla Correggese in Serie D. Punta centrale di grande struttura fisica, Alfredo Trombino, classe 97, con la maglia del Morrone Cosenza ha totalizzato 35 reti nel campionato di eccellenza calabrese, attirando anche l'interesse di parecchie squadre di Serie D e Serie C. In passato ha vestito le maglie di Locri, Rotonda, ma ha giocato anche in Sicilia con il Paternò e il Gela. L'Agragas è riuscita a superare la concorrenza della società interessata al bomber calabrese e a portarlo in maglia biancazzurra. Ma non è finita, perché nella tarda serata di lunedì la società ha chiuso con un altro colpo grosso. Si tratta dell'ex calciatore di Serie A, il fuoriclasse argentino Cristian Ezequiel Lama, ex trequartista di Catania e Fiorentina nel massimo campionato di calcio italiano. Era ritornato in Argentina con il Rafaela dal campionato sudamericano. Lama, classe 86, ritorna in Italia per la terza volta dopo l'ultima esperienza in Serie C proprio con il Catania. Un calciatore di grandissimo spessore internazionale, capace di ricoprire anche il ruolo di centrocampista ed ala sinistra. Dal Città di Messina invece arriva un under di qualità e prospettiva che si è ben distinto nella scorsa stagione. Si tratta di Salvatore Lemura, etneo purosangue, classe 2003, cresciuto nel settore giovanile del Catania, ma che ha militato anche nella primavera del Genoa. Per lui un passato anche con la maglia della Cireale in Serie D, per poi approdare al Trapani sempre in quarta serie. Il club Granata lo ha poi dato in prestito al Taormina di mister Marco Coppa. Salvatore Lemura predilige giocare in mediana davanti alla difesa, ma si adatta benissimo in tutti i ruoli del centrocampo. Ma le novità non sono ancora finite e nelle prossime ore si attendono altri arrivi.